Nuez 2010, un festival dedicato al fumetto nel Mediterraneo. Quest'anno ospiti paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi l'Egitto, Israele, la Palestina, e come sempre abbiamo cercato di mettere insieme degli autori, farli confrontare, cercare di raccontare che cos'è la narrativa per immagini nei loro paesi. Se nella guerra gli israeliani sono i vincitori, allora l'arabo si rappresenta come uno stupido, poi quando arriva la guerra dove gli israeliani sono colpiti dagli arabi, cambia di nuovo, e che significa che non c'è un meccanismo di propaganda, solo si riflettono ciò che esiste in verità. Uno dei momenti più importanti della nostra manifestazione di Nuez è sempre quello dedicato agli incontri, alle conferenze, alle tavole rotonde. Il panorama quest'anno è stato ricchissimo, abbiamo parlato dell'animazione, del fumetto in Israele, della figura del supereroe nella cultura ebraica, abbiamo così analizzato le prospettive della graphic novel, come nuovo genere narrativo che si sta affermando. Abbiamo spaziato dal fumetto al romanzo, abbiamo parlato del conflitto arabo-israeliano, visto attraverso non solo la storia e la politica ma anche la cultura. C'è stata la presentazione di un'iniziativa realizzata con l'INAIL, dove i fumetti sono al servizio della promozione di una campagna per la prevenzione degli infortuni. C'è stato un interessante ricordo sul vignettista Naji Alali, quindi crediamo che insomma il panorama degli incontri, delle conferenze, delle presentazioni sia stato abbastanza interessante. Un festival internazionale come quello organizzato appunto da Beppi e dai suoi collaboratori ovviamente aiutano a far sì che questa città sia più internazionale, più aperta ovviamente ad altre realtà, e per questo ovviamente i complimenti miei personali dell'amministrazione comunale. Uno dei momenti importanti di Nuez sono i laboratori. Quest'anno abbiamo avuto il laboratorio di scrittura creativa di Otto Gabos, il laboratorio sull'animazione a passo 1 tenuto da Ronny Oren e quella che è un po' una consuetudine di Nuez, il laboratorio sul fumetto, sulla narrazione per immagini dedicata agli alunni, agli studenti delle scuole elementari e medie. Immaginatevi le cose, cioè nel senso, non sapete disegnare, lo sapete da cosa c'è, nel fondo disegnare che cos'è? Cos'è disegnare? Com'è? Creare, rappresentare? No, non è detto che sia un momento disegnare. Rappresenta immagini, ma da cosa si ispira? Dalla vita reale. La vita quotidiana può essere di fantasia, però da cosa soprattutto? Da dove passa? Scusate, da dove passa? Qual è la cosa che fa sì che uno disegni? Giusto, osservare. Quindi c'è la pagante, il pompiere, quella che diventa invece il freddunion che sei tu, C che è quello più ampio, cui raccontare i ruoli, nel meccanismo narrativo che sono assai utili per l'economia della storia, certo. Diventano delle figure necessarie come il protagonista e l'antagonista. The best way to do it is to take a little paraffin and paraffin, you know, and make it wet, so it will be a natural È divertente, dà anche tanta soddisfazione con materiali molto semplici, e poi lui è fantastico, è molto bravo. Naji Alali, il più grande vignettista satirico palestinese, scomparso perché ucciso da dei sicari
rimasti sconosciuti a Londra nel 1987, è diventato un mito un po' nei paesi arabi, ma non solo, come illustratore che ha cercato di opporsi a quelle che sono le logiche del potere e della guerra. C'è questo disegno che veramente finché non sarà risolto io non lo farò girare. Pensate un po', non vale di più che tante parole. Nuvole medio orientali, una mostra dedicata sia ai fumetti per ragazzi che vengono pubblicati nei paesi arabi, sia ad alcuni dei giovani e più affermati disegnatori satirici del momento, appunto nei paesi come Siria, Libano, Egitto ed altri paesi limitrofi. Il fumetto sardo è una mostra didattica che cerca di raccontare attraverso un percorso sintetico ma il più completo possibile ciò che ha espresso la Sardegna nell'ambito della grafica del fumetto negli ultimi 100 anni. Quest'anno Nues ha voluto dedicare delle mostre a due grandi artisti sardi degli anni 30 e 40. Giovanni Manca, che è stata una delle star del Corriere dei Piccoli proprio negli anni 30 col suo Pier Cloruro dell'Ambicchi, e Giuseppe Porcheddu, che è considerato uno dei grandi maestri dell'illustrazione italiana. Will Eisner, che può essere considerato il padre della graphic novel, conosciuto soprattutto per il personaggio di Spirit, ma importante proprio per il contributo che ha dato all'innovazione del linguaggio dei fumetti. Il Festival del Fumetto è anche l'occasione per presentare delle opere a fumetti in uscita, quindi quest'anno non ci siamo sottratti a questa consuetudine e abbiamo presentato durante la manifestazione tanti volumi a fumetti. Igor è un autore conosciuto internazionalmente. In questa edizione di Nues è venuto a presentare una delle sue opere più belle, che è Quaderni Ucraini. Uri Fink è una leggenda del fumetto. Nel suo paese è l'autore che ha dato vita al fumetto in Israele. Magdiel Shafi è stato uno degli autori di cui nel 2010 si è parlato di più perché la sua graphic novel Metro è stato oggetto di censura nel suo paese. Successivamente in Egitto è scoppiata poi la rivolta, Mubarak ha lasciato il potere e Metro metteva in evidenza proprio quelle che erano alcune storture del regime di Mubarak. Eliashel è un grande esperto di cultura popolare israeliana, autore di saggi che nel suo paese hanno riscosso un grande successo. Ronnie Oren è uno dei più grandi artisti dell'animazione a passo 1, utilizzando le tecniche della plastilina, e ci ha fatto immensamente piacere che sia venuto in Sardegna a trovarci e a così animare un laboratorio. I think this is an amazing group of talented people. You see the characters, it's exactly as the creators. I mean, they really succeeded in catching their faces, and it simply is amazing. Ci ha fatto piacere nell'edizione 2010 di Nues ospitare un personaggio come Daniele Brolli, scrittore, editore, autore di fumetti, che ha animato alcune delle tavole rotonde e delle presentazioni che si sono tenute durante la manifestazione. Quando un autore scopre cosa sa fare, come raccontare graficamente quello che ha da raccontare, le proprie limitazioni diventano un'impronta fortissima, uno stile, un carattere. Quando sa trasformare le limitazioni in questo diventa un autore che è unico e racconta delle cose che sono uniche, perché sono una sua lingua, la lingua di quell'autore lì. Davide Osenda è un autore di fumetti italiano appassionato di
di matematica. Infatti con Ultima notte a Gottinga ha realizzato una graphic novel dove visualizza in pratica delle formule matematiche. Mariotto Rivelli, in arte Otto Gabos, è un amico di vecchia data, fa parte anche delle organizzazioni di NUES, quest'anno ha realizzato il manifesto della terza edizione e dato che aveva un albo scritto con Pino Caccucci in uscita, c'è stata anche l'occasione di presentarlo durante la manifestazione. L'aspetto più importante qua sono gli incontri con gli autori, in maniera che possono essere approfonditi i loro discorsi, messi a confronto con una serie di conversazioni, chiacchierate che fanno conoscere autori che hanno una loro storia a un pubblico che in questo caso è quello di Cagliari. Panagiotis Mitsobonos è un autore di fumetti ma anche un pittore, lui vive ad Atene ma è di Delfi ed è soprattutto un grande appassionato di fumetti. Aris Malandrakis, giornalista greco del quotidiano di Atene Eleftherotypia. Gli ospiti già dal primo anno sono di un livello altissimo, con un lavoro e con un'esperienza molto importante per un pubblico che si interessa dei fumetti, ma anche per un pubblico che sta per conoscere i fumetti.